prossimo ospite che è qui con noi in trasmissione. Lui è giovane, ha solo 19 anni. Signore e signori, Voodoo Marco Menna! Bella, bro. Lui è il più amato dalle ragazzine. Ciao. Cliccatissimo su Facebook. Allora, Ragazzi, Marco, buongiorno a tutti. aggiustati un po' il microfono. Ecco qua, tu sei più alto ok. di me, sono basso. Sei La nuova basso? generazione, quanto mi sono curto. Mi abbassa allora. No, vai bene alto, vai bene alto. Allora, Marco, Se lo alzo un poco. qui ci sono i tuoi fan che ti stanno seguendo. Allora, Ciao a tutti, ciao bella a tutti, ciao raga. Volevo ringraziare Mister TV per avermi invitato a questa splendida puntata. Ricordo che io rappresento per la Mister TV, Mister Antoine è il mio manager. Grande. Ed è un grande. E poi c'è il mio sponsor, Jenny Eima Bull Tattoo. Se lo cercate su Facebook, un saluto anche a lui. Saluto tutti un altro voi. like, quindi consumate un altro like. Tutte like. Tutte like. Allora, Marco, parliamo un po' di te, parliamo un po' del privato, perché le fan vogliono sapere. Vedi, già sta partendo la prima diretta. Vogliono sapere tutto di te, tutti i tuoi appuntamenti che stanno in programmazione. Sì. Allora, vai, partiamo con la diretta. Pronto? Chi parla? Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Ciao. Ciao Marco. Ciao. Chi sei? Ciao Marco, come stai? Sto bene, sto alzato tu? Ma sei bellissimo in televisione. Sto bellissimo. Agio. Ma bussando nel bovo. No, sono un fan di Antonio. Ah, un fan di Antonio. Come ti chiami? Mi chiamo Jenny. Jenny come? Jenny Savastano. Due fritture, Due fritture, stai senza pensiero. Stai senza pensiero. Stai contento? Marco, sei un grande. Grazie, Grande, brother, grande grazie. Jenny, un saluto, un saluto. Allora Marco, ciao Jenny. Ciao. Allora Marco, parliamo un po' del tuo lavoro che stiamo facendo ultimamente. Sì, allora... C'è un disco in programmazione? Sì, il disco come autoprodotto da prodotto da Mister TV che uscirà a dicembre, Dicembre, giusto? sì. A dicembre, non sveliamo ancora il titolo dell'album, Sì. anche se lo chiamerei come tu già sai, Yei. No, se fosse per te, tu pure la pasta e patata la chiami assai che io, quindi... E vabbè, abbiamo in programmazione live, a ottobre partiremo per l'Oktoberfest e saremo in Germania, poi saremo in Norvegia, a Oslo e poi vabbè, abbiamo un sacco di cose in programmazione. Poi lo diremo tutti i mercoledì in base alle trasmissioni. Pronto, chi parla? Prossima diretta? Antonio, sono Asia. Ciao Asia. Asia. Mi vuoi passare Marco? E sta qua. Sto qua, amore. Passa, aspetta, lo passo. Ciao, Marco, sto bene? tutto a posto, a te? Tutto bene. Da quanto tempo che non ci sentiamo, eh? Parecchio. Ti voglio fare complimenti comunque. Grazie, ciccia. Senti, ti passo un attimo una persona. Vai, Un bacio. ciao. Buongiorno. Buongiorno. Marco, ti ricordi chi sono? Teresa, secondo me. Teresa. Teresa. Teresa vai. La fan più conosciuta di Marco Menna. Sto bene. Sì, tutto a posto, a te? Poi, Pronto Teresa, ci sei? È caduta Teresa? È morta, è svenuta Caduta. Teresa. ok, È svenuta Teresa. Allora Marco, ci sei? Allora, vai. il mese scorso hai scritto una canzone bellissima. Sì. In memoria di un amico, Sì. Ciro. Più che amico un fratello. Parlaci di questa esperienza. Allora, abbiamo fatto questa esperienza. Prima cosa ho scritto questa canzone perché come c'è stato lui in quella situazione potevo esserci io, tu come tutti gli altri amici. E quindi mi sono sentito in dovere di scrivere questa canzone perché a parte il fatto che era di Napoli, ma poi per quello che è successo. Perché è una cosa incredibile che uno va a Roma a sostenere la propria squadra e non torna indietro, oppure torna indietro ma al contrario, tutto al contrario. Quindi, e ho scritto questa canzone, ho fatto un tributo a Ciro e dopo Un feat con Anthony Caliota che è stato sì, che è stato ospite con noi prima e lo torniamo a salutare. Grande Anthony. E la facciamo ascoltare? La vogliamo fare ascoltare? Yeah. Regia, preparatemi il brano. Non è un addio. Non è un È addio. parte con un quando video. vuoi. La produzione di mio fratello Pacos, che saluto. Toppo beat. Che è un grande. Vai, allora facciamo proprio il video, dai, lanciamo il Mister video. TV Production. Corre Ciro Esposito, il trentenne napoletano ferito insieme ad altri tifosi biancocelesti.
viaggio parte la città lo sole. L'azzurro in tuo cuore ma non hai giornata buona. Fratellanza in tuo pullman atterrammo in ta capitale. C'è sta raggio in mezzo in strada, non sai che sta capitando. Mi trovo in mezzo a una lito, sangue scorre a litro, c'è una salita. Che io sapevo si ci faccia assistere la partita. 7 colpo, prima spara, tutta colpa in un romano. Stessa in coppa a chi sta spalla, tigara sta in coppa in spalla. La situazione è sempre peggio perché gli ultra incappucciati non se ne fotte che sto in terra distruggono auto e blindate. Guarda il cielo, la gente attorno, sente che è arrivata l'ora. Non vorremmo riflessione contro la violenza e castone. Si è volato, rindo solo, in coppa all'alena farfalla. Sparata altezza uomo e spalla, fame senza palla. La vita cara bastonata, scina, non so maratava, brava no. Senza tenere rispetto, come mondiale non si ucava. Ora sei salito su, sarà solo Dio a guardarti. Una foto per poter tirarmi su. Ora sei salito su, sarà solo Dio a guardarti. Una foto per poter tirarmi su. E non basta ricordarti. Successo tutto questo per una partita di pallone. Che la cama chiede lo spazio in sta all'istituzione. Non sai come mi sente, vire porta più rispetto. E basta con sto schifo, con la cira, con pasta internet. Perché non ha ragionato, i vecchi tutto storto. I laggi abbandonato, o calcio è troppo sporco. Non è possibile che mamma vede parte all'era. Ma è arrivata l'oca, l'hanno stisa e ne è tornata a rete. E ci ha chiamato infame che l'Italia si mo sforna. Non monata monnezza e sempre che sto torna. Mo sento sta raggio, gira l'Italia in do stereo. Se hai visto funerale, io volevo bene vera. Mo cerca essere onesta e mette da un posto e pensa. E senza brava rabbia bocca, chiudo l'occhio e taci. Mentre guardo in cielo e cerca di meno violenza. Pensa che mamma troppo schifo ha dichiarato pace. Ora sei salito su, sarà solo Dio a guardarti. Una foto per poter tirarmi su. Ora sei salito su, sarà solo Dio a guardarti. Una foto per poter tirarmi su. E non basta ricordarti. Ora sei salito su, sarà solo Dio a guardarti. Una foto per poter tirarmi su. Ora sei salito su, sarà solo Dio a guardarti. Una foto per poter tirarmi su. E non basta ricordarti. Ok. Benvenuti amici della strada, siamo sempre su RTC Targato Napoli. A radio che parlo come me e come a te e come Marco Menna. Come tu. Ospite con noi stamattina è grande Vodù, Marco Menna. Mi faccio dell'otto, mi faccio la miseria, mannaggia. Il più criticato di Facebook. Perché Marco sei il più criticato di Facebook? Per un video che feci quando ero piccolo. Con chi l'hai fatto questo video? Con Pino Giordano. Con Pino Giordano. Che facevi in questo video? Suonava la chitarra. Ricordo quando eri piccino, suonavi la chitarra con Pino. Che a parte salutiamo perché la musica è bella in tutte le sue forme. Sì. Nel frattempo veniamo una grande diretta qui. Vai Marco, prendila tu, dai. Chi è? Ciao. Pronto? Pronto? Mi dà per rispondere alla banana, pronto? Marco, sono Dario, sembra io. Ciao Dario, mostro. Tutto a posto? Prato. Sì, a te? Tutto a posto, tutto a posto. Che mi dici? Complimenti. Grazie, grazie brother. Che mi dici? Niente, di nuovo, tu? Niente di nuovo. Ah, niente di nuovo, ok. Dario, qual è il pezzo più bello che ti piace di Marco? Uno che non ancora deve registrare, Flo. Vabbè, dopo ce la fa sentire un po'. Sì. Anzi, non già fa sneak, lo dice troppi parole. No, vabbè, la Ci prima censurano, ci La censurano. prima parte no, la prima parte no. Bravo. Dario, noi ti rinnoviamo il saluto, ti ricordiamo che a dicembre esce il disco di Marco, acquistabile in tutti i music store. Lo so. Facciamo che panane. Ciao Dario, ciao Dario. Ciao brother, ciao, ci sentiamo su Facebook. E vabbè, poi ti faccio sapere meglio per il fatto della registrazione, non ti preoccupare. Allora Marco, parliamo un po' della tua vita privata. Fidanzato, sposato, divorziato. No, basta che vedete la mia pagina e capite che io che faccio. Stai con Antonio Bove? No, ma chi? Come non sei con Antonio Bove? Mamma, io che paura ne ho fatto me. Pensavo che eri fidanzato con Antonio Bove, che salutiamo da casa, che ci sta seguendo.
Ricordiamo che dopo manderemo lo spot contro l'omofobia, Sì. registrato proprio da Antonio Bove. Marco, il tuo primo pezzo rap? Il mio primo pezzo rap è stato con la mia crew COB che si chiamava First Crew, che vabbè, parlava, diciamo, cioè, di tutte le critiche che ci fanno e noi rispondevamo in quel pezzo. Hai mai cantato neomelodico, Marco? No, mai. Non hai mai inciso un pezzo neomelodico? Mai, mai, Manco scherzando su Facebook. No, mai. Invece il tuo primo pezzo rap quanti anni l'hai fatto? Il mio primo pezzo rap l'ho fatto 3 anni fa, cioè avevo 16 anni. Quando è che hai cominciato a fare rap? A 16 anni. Sì, in che modo, scusami? Guardavo il Tutto Beat con Clemente e mi mettevo davanti allo specchio a fare anche io rime, però rime stupidissime. In quale artista ti rispecchi della scena rap italiana e campana? Italiana, Gue. Sì, Gue. E americana invece French Montana. E campana? Cioè, americano te l'ho domandato. Campana no, campana nessuno. Campana nessuno, ti piace nessuno? No. Dai, prendiamo un'altra diretta, pronto? Chi è? Ciao? Chi è? È caduto, è morto, è morto. Ti ha visto? Bosco. Non ci rompe il tesoro, non possiamo rispondere più. Ok, vai. Marco, ce lo fai sentire un po' flow? Sì. Giordano Fuson, vedo un coppo microfono, sentiamo problem, telefono, tiro la Rolling Stone, a ballo reggaeton, bianca e nera la demon, la tua ex è su. Il tuo tipo è Spider Pork, a fede muove in montagna, sempre questi componenti. Vodo MC, per un bagno e buon applauso per i commenti. A calma ma ci si arriva alla giustizia. Moro contento perché la vita non sorriso è qua. Sfiora penna con foglia, fra lascia perdere in bruglia. Silenzio, peggio e soglia, non ne mai non ti voglio. Preparate sempre truccate, vestite maculate, con te macunatamente. Tu guarda attentamente, tenga modalità assente. Pensa che da buffe sorda, non ne capite niente. I frati mancante che sordi in contanti. Ci camminata sotto, facci passi in un gigante. Brrrr. È la prima volta che vieni radio, Marco? Grazie. Sì, è la prima volta. No, è la seconda volta perché la prima volta sono stato con Radio Dominio, un'emittente che non è radio, è sempre internet, sempre su internet. Su streaming, diretta streaming. La prima sera è questa con Mr. Antoine, proprio con te. Ti è piaciuta l'esperienza, Marco? Mamma mia, bellissima. Il riscontro con già i fan. Tutta questa gente che ci sta guardando qua, già in studio, è una cosa bellissima. Ok, vai, prendiamo la prossima diretta, pronto, ciao? Pronto? Sono sempre Teresa, scusatemi prima che alza la linea. Ciao Teresa. Sì, calato due. Comunque, complimenti a entrambi, vi voglio tanto bene. Grazie mille. Ciao Marco. Anche io ti amo. Se la regia ci prepara la base di Se non ti trovo. La faccio live. Sì, perché la voglio dedicare a Teresa, perché Teresa ieri mi ha contattato su Facebook e mi ha detto: Tanto domani in diretta voglio che Marco mi dedica Se non ti trovo. Ok, manda la base, sì. Manda la base. Mi dici il nome della base? R&B e instrumental piano. Il tempo che la troviamo. Sì, vai, la okay, regia si organizza, noi parliamo. RNB, senza la E di E. Ok, yes. RNB, NB. Ok. Vai, siamo sempre con Marco in diretta televisiva, questi Amici della Strada, la prima trasmissione campana sul rap. Ricordiamo i prossimi live? No, io volevo parlare di cose un po' più private. Vai. Un po' di tutte queste critiche. Eccola. Eccola, sta partendo la base, allora, okay, vai. Manda. Facciamo partire la base, manda, vai regia, mandaci la base. Manda la base. Mayday. Eccola qui. Voodoo live, Amici della Strada. Se mi alzi un po' il microfono. Dedicata a Teresa Raia. Se non ti trovo, fra, una storia vera. Senti mo. E va così, sta vita piglia come viene. O prima va, sa prima sera. E ha cominciato in coppa in altalena. Colora luna si è spenta, studio sole si è forte. Cutte polo non so lento, mondo si trasforma in aeroporto. L'aria che respira senza tempo perché persi. T'ha nascondo in tuo sangue scuro dopo me so sesto senso. Trema sincer stai, pensa nota differenza. Ci appiccichiamo ogni minuto, noi siamo capaci. Guarda il trano va se un sorriso stiamo pace. Quando l'amore arriva, tu sei assettato arriva. Rindano mare onde senza suono e senza sponda. Rinda giostre che sta vita. Io che sembra una partita, fai passaggi e tira a rete. Provo fame, provo sete. Per te mo provo amore, non provo più dolore. Tu mi scarpe che sta vita, è vinciuta sta partita. E guarda rinda se non ti trovo, vai Antonio. Emozione sprecata, sì ma stai lontana.
Prova e senti sta sensazione, camminam vicino e te mano in mano. Guarda in te si non ti trova, è un'emozione sprecata se mi stai lontano. Questa è dedicata anche alla mia crew, è Mister TV. Se poi si ti fanno chiangere lascia che ci pensi e trasformi barzellette, per fa divertire. Rummiamo in coppia in nuvole e te mi va così. Abbracciamoci caro, nu pagos e gelosia. Tra nu pantaloncino, i biscotti e nu lettino. E grazie a te Simo mi trovo loca a scrivere sti rime sta mannazza. Perché là danzava una strada, quella che provo non tocca ma ne è da strada. Tu guarda un sorriso da nascono tiene scorno. Tra se fine di indossare come funziona non mi scordo. Ci è peace in the building, e tammo mun interro mun attorno è diventato un bullying. Mano in mano tu rimani, senza te ci sta rimane. Sbaglia a fare qualcosa, tu mi guarda strano. A più bello romune pure quando lo c'è un fun. Trasforma storia in rima, hanno perso noi vinciamo. Non pensa nessuno a niente, che la che dice sta gente indifferente. Perché si stiamo insieme, si contenti. Ho solo il raggio, gelosia che raggia. Poi tu guarda in faccia, dici che stai nervoso. Tu mi dici bravo saccio. Io tengo a una spiaggia, gira buono sti ingranacci. Dura lungo su fissaggio, son gagliavo, tu sei catenaccio. Tutto l'anno 24 ore. Siamo legati, siamo insieme, siamo pezzi in un cordone. Guardare in te se non ti trova, è un'emozione sprecata se mi stai lontano. Prova e senti sta sensazione, camminiamo vicino e te mano in mano. Guardare in te se non ti trova, è un'emozione sprecata se mi stai lontano. Prova e senti sta sensazione, e per Mister TV voglio alzate in mano. Questa era Se non ti trovo, questa è una storia seria. Dedicata anche a Bultatù, il mio sponsor, ringrazio. Il re dei tatuaggi, voglio Bultatù, via Pomeo. Lui quando la sente piange questa canzone. Un'altra diretta la prendiamo, Marco, ci sei? Pronto? Insieme. Vai, pronto? Ciao. Ciao, sono Esther. Ciao Esther. Ciao Esther. Da dove chiami Esther? Siamo da Pozzuoli. Da Pozzuoli, ciao Esther. Buongiorno. Ciao, volevo dire una cosa riguardante prima. Comunque sono omofobo di merda e forse Antonio Bove. Io lo amo Antonio Bove, è la mia vita. Ci siamo fidanzati anche, non hai visto? Non lo pensare mai a una cosa di questa, Non credo proprio, da come hai reagito prima, la cosa che ti ha detto... No, ma infatti io se odio una persona sono coerente, quindi se odio Antonio, se odio Mico Vanno, odio Mico Vanno, se ho detto che Antonio Bove lo odio sempre. Cioè non è che Mister TV sta facendo una cosa che Antonio Bove io non lo odio. Io schifavo prima, schifo pure mio frate, che... Vabbè, fai bene, sì, fai infatti, bene, la pensare coerenza... come vuoi. Brava, capito? Ciao, eravamo di merda. Ciao, ti amo. Ok. Leggiamo qualche messaggio che ci stanno mandando, questo lo leggi tu. Ciao. Okay. Vai, questo qua. Ciao, sono Mariarca da Barra, complimenti per la vostra trasmissione, una bella compagnia. Il mercoledì mattina un bacio forte da Antonio Bove a Giuseppe Filatora. Perché può farmi fare questi messaggi? Cugino. E mo lo spiego. Ciao, Natale. Cucina e guardo la vostra trasmissione. Siete mitici. Un saluto particolare a Nico Depp. Ti adoro, sciocco. Da Roberta, un bacio. Ciao Marco, sono Erika da Napoli. Vai sempre, sei il mio idolo. Baci da Napoli. Ciao mister, sono sempre Ceppa. Grazie per la canzone. Ciao di mister, prima. grazie della canzone di prima. Adesso mi vuoi dedicare la canzone di Cosang e Palù, Stirpe 9. Questa la facciamo ascoltare dopo, gente, la nostra un bacio grande a tutti gli amici di Casale. Casale in the building, voglio Casale State of Mind. Ci vediamo venerdì a Casale, stiamo con Okia, con Make Brain, con Riscatto Crew, che il live show è proprio il loro. E leggiamo ancora i messaggi. Leggiamo ancora qualche messaggio per Marco Menna. Buongiorno Marco. Ecco. Ok. Ecco. Ciao Marco, sono alla cucina. No, Buongiorno Marco e a Mister Antoine da Marica, complimenti ad entrambi. Aspetto un vostro live con ansia, non mi sono dimenticato di farvi cartelloni. Appena vedo ve li do, un bacio. Ho capito chi sei, sì. La ragazza che c'era là. Sì, che fece anche il cartellone a J-Rime. Un saluto a J-Rime che sta a casa. Leggiamo ancora l'ultimo messaggio e poi io farti ancora qualche domanda. Ok. Buongiorno, questo? Sì, questo qua. Buongiorno. Okay. Lo leggo io. Buongiorno a Marco e a Mister Antoine da Marica. Complimenti ad entrambi. No, questo no. Sì.
Sì, l'abbiamo letto. Sì. Lo volevo leggere l'altra volta. Ok, buongiorno a Marco e a Mister Antoine da Marica, complimenti ad entrambi. Aspetto un vostro live con ansia, non mi sono dimenticato di farvi cartellone. Appena vedo, Hai ve li ragione, do. già Un l'eravamo bacio, detto. hai visto? Mi piaceva. Abbiamo fatto un beat, mannaggia, cardarella. Allora, Marco, Sì, dimmi. voglio chiedere un po' questa cosa. Allora, si è parlato molto della discussione Antonio Bove. Sì. Odi Antonio Bove perché sei contro gli omosessuali No, o perché no. odi Antonio Bove in personale? Non riesco a capire questa cosa. Allora, io odio Antonio Bove perché per me Sì. La regia mi dice di fate in diretta in privato. Pronto? Come non fa fame in diretta? Ma si sente in diretta? Metti Devo vicino al avvicinare- Antonio, devi mettere la viva voce vicino al microfono. Ah, ok. Già ci stai via voce? Ok. Vai Antonio, si vai, sente? vai Antonio, parla. Aspetta. Si sente Antonio? Ciao Vai, Antonio, buongiorno. Prima cosa buongiorno, ciao Antonio. Buongiorno. Beh, questo audio di Marco Menna non ancora lo devo capire, però gli posso dire solamente una cosa. Allora Antonio. Fai parlare Antonio. Vai. Vai Antonio, ripeti, scusaci. Vai. Perché, allora, tu puoi giudicare me per i miei video e tutto, ma sinceramente come gente se ci fate video con Pino Giordani non tengo niente in contro a Pino Giordani e tu sei buona. Posso parlare? No. Vai. Aspetta, voglio ricordare. Aspetta, al telefono ragazzi, in diretta c'è Antonio Bove. Antonio Bove. Il ragazzo che si parlava 5 minuti fa. Vai. Ragazzo. Vai Antonio, vai. Ok. Sicuramente io sono un ragazzo, ma tu sei un animale, Marco. Posso parlare io? Ok, perché allora, perché tu che mi vuoi criticare a me, cioè avrei primo tu, perché non puoi giudicare un libro dalla copertina. A me, Antonio, come Geraimo, come Jenny mi hanno conosciuto da vicino. Sì, ma io ti voglio proprio conoscere, frate. Marco, ma mi fa parlare da giurate per cravaci in nome di cuore. Va bene, io direi di Va salutare bene. Antonio Bove. Ciao, Antonella. Grazie Antonio. Ciao, Antonella. Grazie Antonio, ci sentiamo dopo. Ok, detto questo abbiamo chiarito questa situazione Sì. che non ha niente a che fare con il rap perché No, il rap no. è tutta un'altra cosa. Sì, infatti. Queste sono come dice la scena campana ciocciate. Vabbè. Infatti, mica te lo Marco, faccio conoscere Antonio Bove se vuoi. Parlavi prima di Antonio Bove. Allora, ultima diretta per te. Vai. Pronto? Ciao. Chi è? Pronto? Pronto? Chi è in linea? Ciao. Ciao. Pronto? Pronto? È caduta? Saluto tu. Ciao brother. Ciao, brother. Ciao. Chi sei? Sono Francesco. Ciao Franci. Ramaglia? Sì, Wow, sei un grande, bro. Ricordo che Francesco mi segue ti seguo dappertutto. sempre. Lo so, mi segui dappertutto, lo stavo appena finendo di dire. Mi Francesco, piace molto Sensali. Ti piace molto Sensali? Dopo... allora mo mandiamo il video mandiamo il video e lo dedichiamo a te, ok Francesco? Ok, e anche la ragazza, ciao. il ragazzo che... Va bene, ciao Francesco. Allora, mentre la regia mi prepara il video di Sensali, ultimi minuti per Marco Menna, do la cosa Vai. dire al pubblico che ti sta seguendo da casa. Voglio dire... Il tempo che lo prepariamo è Sì, vai regia. Ok, voglio dire che purtroppo non obbligo a seguirmi, però la gente che mi segue vuol dire che sto facendo qualcosa che a loro piace. Poi ci sono ovviamente le critiche, sempre come quella di Antonio Bove. Allora, posso chiarire il fatto di prima? Sì, vai, sono gli ultimi Allora, minuti tu mi per hai te. fatto la domanda o di Antonio Bove perché è gay o posso dire una cosa? Vai. Io odio Antonio Gay, Antonio Bove. Vai. È il bello della diretta è anche questo. Aspetta, odio Antonio Bove perché quando fai video a reggaeton si vede Questo o non a lo puoi dire. là sotto. Questa cosa che non puoi dire. E sinceramente parlando proprio stretto, cioè a me mi fa proprio stomaco, cioè capito? Ok, vai. È stata odissea. Vai. Ok, la regia prendiamo l'ultima regia. Aspetta, non odio i gay, perché ho amici gay e l'Antonio lo sa, anche quando siamo andati al Gloria Village, siamo stati a tavola con dei gay e proprio i ragazzi gay ci hanno detto che sta sputtanando proprio anche quella scena là, sto sbagliando? È la tua opinione, Ok. Va bene. Pronto? Ciao. Pronto? Ciao. Chi sei? Chi è? Sono Pasqualina. Ciao Pasqualina. Dici Pasqualina, sei in diretta?
Tu sei Dino, come si chiama? Chi sono Dino? Cantante, quello là... Caduta. È caduta, è caduta. Ok, è caduta. Ok, Reggio, ci siamo con il video di Sensali che dedichiamo a Francesco Ramaglia? Sì, e dedico anche a Antonio Bove. Lo stiamo scaricando in questo momento. Ok. Attende un minutino. Ok. Marco, allora? Allora mancano 5 minuti. Cosa ci vuoi raccontare ancora? Niente, che stiamo facendo altri live. Ricordiamo che domani registriamo il pezzo nuovo, Come si chiama il nuovo pezzo che sta per uscire? Aspetta, come si chiama? Come abbiamo chiamato? Un ricordo bellissimo. Un ricordo bellissimo. Un ricordo bellissimo che praticamente è il continuo di Si non ti trovo. Cosa hai pensato La mentre hai scritto seconda questa parte. canzone? È una storia finita che porterò sempre nel cuore. È dedicata a qualcuno in particolare? Oni. Ragazzi, non dimentichiamo lo studio. Ricordiamo anche qua la radio dietro di me. RTC Targato Napoli, la radio che parla come te e come me. Prendiamo quest'ultima diretta per Marco. Vai. Pronto, ciao. Pronto? Antonio, su Peppo Rap. Oh, Peppo Rap! Sta pure Cabareppo. Sta pure tuo fratello qua, Gianni Bull. Gianni Bull Tattoo. Wow, stai spaccando. Sei grande, Peppe. Come sei forte? Appena... Non pensare alla gente che ti criticano. No, quelle sono... Vai avanti. Sì, sempre. Appena ho tempo, io e Jenny veniamo a Ponticelli che ti portiamo le magliette e ti portiamo... No, sto in sanità, Marco, ok, nella sanità, va benissimo, non ti preoccupare, non ci siamo dimenticati. Vedi che io dalla pagina non posso contattarti, quindi se tu mi contatti soltanto una volta. Grande Peppe, ti voglio bene e ti stimo. I Cabarep che hanno fatto un genere di rap molto particolare che è più comico. Infatti hanno fatto una canzone che, diciamo, una specie di parodia di Gnorno Buono che si chiama Gnorno e Merda, giusto Peppe? Sei un grande pezzo che veramente su YouTube ha spaccato, milioni di visualizzazioni. È andato anche su DJ TV. Una bella soddisfazione per te, Peppe Rap, grande. Grande Stefano Giordano, grande Stefano Giordano, un bacio, grazie, ci vedo su Facebook. È una sorpresa che me l'hai fatto. Mi sono svegliato e ho detto devo chiamare i miei amici perché se lo meritano. Hai visto sulla pagina mia? Sì. Ok. Che l'ho pubblicata prima che Antonio mi ha detto pubblicare. Va bene Peppe, un saluto anche a tutti i tuoi amici che cantano con te. Grande Peppe il Cabarep. Ok, prima di uscire volevo ringraziare Mr. Antoine. Grazie Marco. E che Mr. TV. Ciao Peppe. Ciao Peppe, un saluto forte dagli amici della strada, da Mr. Antoine e da RTC Targato Napoli. Grande Peppe. E davo tu, Ciao Peppe. Ok, allora, prima di uscire, ragazzi, 2 minuti per il video. Ok, volevo ringraziare te per avermi invitato in questa trasmissione, come ho invitato altri amici miei, ovvero MC della scena hip hop Campania. Volevo salutare mio fratello Bull Tattoo, che mi segue sempre, mi è sempre dietro, e è un mio fratello davvero, ma non di amicizia, ma di sangue, siamo fratelli così, vedi? E saluto mio fratello Pacos per le produzioni, è un grande, sono un grande Pacos, e saluto tutti i ragazzi che come me fanno rap, e ringrazio anche RTC Targato Napoli, la radio che parlo come me, come Mr. Antoine e come gli altri ragazzi. Prendiamo l'ultima diretta, mister. Vuoi prendere l'ultima diretta? Vai, prendiamola, dai, prendila tu. Pronto? Ciao, sono Anna. Ciao Anna. Senti, volevo dirti, chi ti ha fatto rapper? Anna scurnete. Ok, Anna, ci sei? Queste battute inutili perché sei una persona piccolissima, ignorante, e solo le persone come te possono starti dietro. Che sei un illuso, grazie, un bambino Anna. Piccolissimo. Grazie Anna. No, ma non devi ringraziarmi perché è la verità. Grazie, qui sempre. Grazie. Ok, grazie Anna per averci chiamato qui in diretta. Allora Marco, io ti saluto. Ciao mister. Prima che ti do la mano, volevo sapere di cosa parla Sensali, di questo tuo fit con Nico Depp e Geraim. In Sensali ho raccontato tutte le mie brutte storie. Ragazzi, il video è pronto. Tutti i momenti in cui, diciamo, sono andato un po', diciamo, in depressione, diciamo, la mia famiglia ha avuto dei problemi, non potevo fare alcune cose, quindi la sera scendevo, andavo sulle scale della Comana, mettevo beat in diretta e scrivevo. E quindi questa strofa l'ho scritta proprio appositamente perché senza ali non potevo volare. Allora per Francesco Ramaglia, per Teresa Raia, sì. Signore e signori, Vodù, Sensali, mandiamo il video. Sensali.